Amici sportivi, una cordiale buona serata a tutti quanti voi da parte di Antonio Palopoli, ben sintonizzati davanti ai teleschermi di Televeneto e Televerona per questo 11° appuntamento con Lunedì Sport. Avremo anche questa sera, nonostante sia una giornata festiva, ovviamente tanti servizi da farvi vedere, tante immagini e soprattutto commentarle insieme con i nostri ospiti, ma prima degli ospiti è doveroso presentare ovviamente la bellezza di questa trasmissione. Buonasera Lara. Ciao Antonio, grazie, gentilissimo come sempre, buonasera a tutti, agli amici di Televeneto e di Televerona. Intanto io vi ricordo come sempre i nostri numeri di telefono, se volete contattarci 049 89 79 861, ma sapete bene che c'è anche la possibilità di inviarci i vostri sms al seguente numero 338 56 12 039, quindi chiamateci per interpellare i nostri ospiti che vado subito a presentarvi. Questa sera con noi il signor Gildo Fattori, giornalista, buonasera e benvenuto. Buonasera. Andiamo poi ad un ex arbitro, Mariano Schiavon, buonasera e benvenuto. Buonasera e per a tutti. concludere Stefano Albertin, dirigente del settore giovanile del calcio Cittadella. Buonasera. Buonasera, allora Gildo Fattori non ha bisogno di presentazione, voce storica del calcio Padova, ma profondo conoscitore di tutto il calcio in generale, non è che si interessa solo del calcio Padova. E poi Mariano Schiavon è ovviamente un personaggio che è molto importante sentire sempre con i suoi pareri, dal punto di vista anche lui che è stato un arbitro per tantissimi anni. Poi parleremo anche del calcio giovanile, perché è il futuro del calcio, anche con Stefano Albertin. Ma è giusto prima dare i numeri, non quelli vincenti, purtroppo non è la trasmissione adatta perché non vi diamo quelli da poter giocare al lotto, al Superenalotto. Buonasera Giovanni Viafora. Buonasera Antonio, buonasera Lara, buonasera ai nostri ospiti. Buonasera. No, diamo i risultati del weekend calcistico che si è appena concluso, partendo dalla Serie A che giocava ieri la 12ª giornata. Bologna-Ancona 3-2, a Verona-Roma batte Chievo 3-0, a Empoli-Milan batte Empoli 1-0, Inter-Perugia 2-1, Lazio-Juventus 2-0, Lecce-Parma batte Lecce 2-1, Modena-Brescia 1-1, Sampdoria-Siena 2-1, Udinese-Reggina 1-0. Per una classifica che vede in testa la coppia Roma e Milan con 30 punti, segue la Juventus con 26, l'Inter con 25, a 24 il Parma, a 22 la Lazio, 19 punti per la Sampdoria, a 18 l'Udinese, a 15 il Modena, a 14 Siena e Chievo, 10 punti per Bologna e Reggina, 9 per il Brescia, 8 il Lecce, 7 il Perugia, 6 l'Empoli, chiude l'Ancona con 4 punti. Diamo un'occhiata al prossimo turno. In campo la A scenderà innanzitutto sabato 13 dicembre alle 18 Udinese-Lecce, poi alle 20:30 Perugia-Sampdoria. Domenica 14 gli altri incontri: Ancona-Lazio, Bologna-Inter, Brescia-Empoli, Juventus-Parma, Reggina-Chievo e Roma-Modena, che sarà il posticipo, mentre Milan e Siena si giocherà il 28 dicembre per l'impegno in Coppa Intercontinentale della formazione rossonera. Passiamo a vedere la Serie B che giocava ieri la 18ª giornata. Questi risultati: Ascoli-Fiorentina 4-0, Atalanta-Bari 2-0, Avellino-Como 0-0, Cagliari-Verona 1-1, Livorno-Catania 2-2, Messina-Genoa 4-0, Palermo-Albino-Leffe 2-1, Pescara-Vicenza 0-0, Salernitana-Treviso 0-0, Ternana-Piacenza 2-0, Torino-Triestina 1-1, Venezia-Napoli 0-0. La classifica dopo 18 giornate: in testa l'Atalanta con 38 punti, segue il Palermo con 37, a 34 la Ternana, 30 Messina e Livorno, 29 punti per il Torino, 27 per il Piacenza, a 25 Cagliari e Ascoli, a 24 il Catania, a 23 punti il Pescara, 22 Treviso, Fiorentina e Venezia, 21 punti per Salernitana e Napoli, 20 per Triestina e Albino Leffe, 19 punti per il Genoa, a 18 Verona e Vicenza, 15 per il Bari, 14 per il Como, chiude mestamente l'Avellino con 9 punti. Il prossimo turno: Albino Leffe Messina, Bari Como, Catania Napoli, Fiorentina Venezia, Genoa Avellino, Livorno Atalanta, Piacenza Torino, Salernitana Ternana, Treviso Pescara, Triestina Cagliari, Verona Ascoli e in chiusura Vicenza Palermo. Per chiudere i risultati della Serie C1, il girone A che giocava ieri la 14ª giornata: Lucchese Prato 2-1, Lumezzane Cittadella 1-0, Novara Pro Patria 2-0, Padova Torres 1-0, Pisa Spezia 2-0, Reggiana Cesena 2-2, Rimini Pavia 0-0, Spal Pistoiese 1-1, Varese Arezzo 1-1. La classifica: in testa solitario l'Arezzo con 35 punti, il Lumezzane a 30, Cesena 23, Pistoiese e Padova 21, a 20 punti Novara e Rimini con la Lucchese, 19 punti la Spalla, 18 il Pisa, 17 per Varese e Spezia, 16 Cittadella Padova, 15 Reggiana, 14 Pavia, Prato 12, Torres 10, Pro Patria chiude con 8, ma il Pisa ha un punto di penalizzazione. Prossimo turno, anche la C1 giocherà domenica 14 dicembre. Arezzo, Pisa, Cesena, Spalla, Cittadella, Novara, Pavia, Padova, Pistoiese, Lumezzane, Prato Varese, Pro Patria, Reggiana, Spezia, Rimini e Torres e Lucchese.
Per i risultati è tutto. Antonio. Sì, ecco, allora facciamo subito una bella premessa che fa onore ai nostri graditissimi ospiti, perché sapete oggi è una giornata festiva, le società hanno dato lo sciogliete le righe agli atleti, tantissimi sono tornati a casa come è giusto che sia, e noi ringraziamo veramente le società che si adoperano per far sì che i loro atleti, i loro tesserati siano sempre presenti nella nostra trasmissione. Capite benissimo che in una giornata di festa è giusto concedersi anche un po' di vacanza, e questo va tutto a merito ovviamente dei nostri graditissimi ospiti che hanno rinunciato a qualche ora a passarla in famiglia questa sera per essere qui con noi, Gildo, e questo ovviamente vi fa onore e vi ringraziamo di cuore di aver accettato il nostro invito. No, ma per me non è stato difficile, ero a Cortina, sono arrivato con il mio elicottero. D'altronde con la colonna che c'era sul sì, Brennero. Non vorrei essere nei panni di uno di quelli che sta in fila lì sull'autobrennero, perché è una roba impressionante, arriveranno a casa domani pomeriggio, credo. Cioè prenderanno un'ulteriore giornata di ferie. 150 km di coda, sì. Insomma, io non mi pare che neanche negli Stati Uniti, che pure insomma sono qualcosina un po' più grandi di noi come estensione di territorio, sia mai successa una cosa simile. Difatti erano le notizie di cui le ho sentite per radio, sì. Ecco, parlavamo prima, battute anche dalle agenzie di stampa. Ma adesso ritorniamo in tema alla nostra trasmissione, Lara. Certo, il servizio su una partita che ieri, almeno per noi veneti, credo che molti abbiano sentito. Si tratta di Chievo-Verona-Roma. Vediamolo insieme. Dopo Juve, Milan, Inter, Lazio e Parma, il Chievo china la testa anche alla Roma, incassando così la sesta sconfitta stagionale, la quarta al Bentegodi, e sancendo in maniera ormai conclamata una sorta di involuzione rispetto alle meraviglie degli ultimi anni. Seppur maturato in circostanze particolari, con un'accelerazione prodigiosa dei capitolini nel corso della seconda frazione, l'ennesimo capitomolo clivense infatti assurge a sintomo sin troppo chiaro di una inedita condizione di inferiorità quasi patologica nei confronti delle grandi, nella quale il Chievo sembra essere piombato. Condizione insolita, è vero, ma ormai non celabile, che dati alla mano costringe Del Neri e compagni a voltare lo sguardo alle spalle, dove da tempo non si mescolavano i colori della diga. Nonostante lo scarto nel punteggio, i veronesi avevano pure dimostrato di aver ben preparato dal punto di vista tattico il posticipo serale, imbrigliando gli avversari in una morsa efficace che ne aveva consentito da una parte di isolare il fortissimo potenziale offensivo, dall'altra di mantenere in occupazione l'altra carta micidiale in possesso di capello, il brasiliano Mancini. Ma la cosa però riusciva solo a metà, ovvero per i soli primi 45 minuti, nel corso dei quali l'evoluzione della gara sembrava poter ancora assumere una fisionomia diversa. Al 38esimo, per esempio, Franceschini faceva tremare Traversa e tifosi di sponda capitolina, ma il tutto si rilevava solo un bluff, perché nella ripresa, svegliatasi dal torpore, la Roma imponeva un gioco disarmante nella sua bellezza, colpendo in sequenza micidiale al 22esimo con Totti, su servizio proprio di Mancini, al 24esimo con lo stesso scatenato brasiliano e infine al 27esimo con Cassano, su assist millimetrico sempre di Mancini. Troppo forte la Roma, è vero, ma a questo Chievo, alla vigilia del fondamentale incontro con la Regina, cominciano a montare i primi dubbi sull'effettivo potenziale tecnico dell'organico di Del Neri, che almeno ora verrà preso sul serio quando parlerà di quota salvezza. Era quello che ci chiedevamo proprio ieri sera al Bentegodi al termine di questa partita, però bisogna dire che fino adesso il Chievo ha perso contro le grandi, certamente non erano contro queste squadre che doveva costruire il suo campionato, il suo potenziale di punti, no Gildo? Poi io però aspetterei un attimo prima di vendere, come si dice, la pelle dell'orso. Il Chievo ha risorse abbastanza importanti e soprattutto ha una cosa che credo non esista in nessun'altra parte d'Italia, ha un pubblico straordinario e lì non ci sono pressioni. Tu immagina se questa situazione si fosse verificata in un'altra piazza, fra virgolette, chiamiamola così. No, lì stanno tutti tranquilli, lì hanno un allenatore che, come diceva Giovanni, mi pare fosse il suo il servizio, che sono anni che predica: ragazzi, stiamo calmi, perché noi insomma in fondo siamo una piccola entità rispetto al mondo nel quale siamo costretti a vivere, e che potrebbe anche capitare che il Chievo si trovi in difficoltà, però io sono anche certo che basta vedere il primo tempo di ieri, insomma, con un pizzico di fortuna probabilmente non si faceva quella fine lì. Insomma, no? Sì, beh, anche perché praticamente i cronisti
che ieri sera erano allo stadio dicevano incredibile, cioè noi mandiamo il pezzo del primo tempo al giornale perché si gioca in notturna, certo, e scriviamo una e poi devi cosa. farne un altro completamente poi diverso. devi cambiare totalmente il pezzo, perché alla fine ti trovi con un risultato di 3-0, Sì, sì. Come fai a giustificarlo? No, vabbè, però io credo che sia anche ingiusto dover giudicare tutto negativo in base al risultato. È chiaro che il risultato nello sport, nel calcio in particolare, è tutto, è fondamentale, però scordare quello che era stato fatto prima mi sembra che non... Anche questo si dovrebbe fare, insomma, no? Voglio dire, si deve mediare una situazione e trarre una conclusione che sia un po' di qua, un po' di là, insomma, ecco, perché dire che la Roma ha schiacciato, a me sembra che non sia stato così, pur evidenziando, cioè, perché poi è sotto gli occhi di tutti, la Roma ha almeno 5 fuoriclasse in squadra, insomma, ed è evidente che... Ai quali non si può lasciare sicuramente... Non c'è dubbio, però nel primo tempo era così, cioè voglio dire, la difficoltà l'ha avuta la Roma. Sicuramente. La traversa, le occasioni da gol le ha avute il Chievo. Ecco, allora, se con un briciolo di fortuna in più quel pallone di Franceschini avesse abbassato un attimo, un pelino la traiettoria, qui magari staremmo facendo discorsi completamente diversi. Ciò non toglie che la Roma avrebbe potuto vincere comunque, perché ti ripeto, ha tanti giocatori in squadra che, insomma, se vince fa solo quello che ci si aspetta da questa squadra. Sinceramente, delle squadre, delle grandi che ho visto quest'anno proprio affrontare il Chievo, è tutta in notturna, e quella che ha dato... Ma io ti dirò di più, secondo me è una predestinata. Cioè, io lo so che adesso mi tirerò addosso gli improperi di tantissimi tifosi di altre grandi squadre, ma secondo me questo è l'anno della Roma. Cioè, non credo avrà molte difficoltà a vincere questo campionato, soprattutto se perdurerà la situazione della Juventus, perché non mi sembra che quella della Juve sia una crisi cosiddetta passeggera. Cioè, io ho visto 3 partite, le ho viste tutte e 3, penso anche voi, le 3 sconfitte, e sinceramente non ci ho capito nulla rispetto a quello che ero abituato a vedere un mese prima. Mettiamoci l'Inter, cioè, l'Inter adesso sta facendo bene perché, insomma, anche lì i giocatori ci sono, è cambiato l'allenatore che ha una mentalità completamente diversa. Io non so cosa aspettassero poi a cambiarlo, voglio dire, però alla fine lo hanno cambiato, però non è ancora una squadra, e te lo dico con molta, come dire, riluttanza, perché un po' di nero-azzurro. Sì, ecco, attenzione, il mio cuore è comunque bianco scudato. Però insomma, c'è qualcosa... un po' di simpatia per questi colori. Certamente, ma sai perché? Perché secondo me questa simpatia mi è nata quando l'allenatore dell'Inter era Simoni. Cioè, secondo me lì è stata fatta un'operazione che io non capirò mai. Cioè, qualcuno mi deve spiegare come si fa a mandare via un allenatore che è arrivato secondo in campionato, perché a detta di tutti quel campionato gliel'hanno scippato. L'aveva vinto moralmente. Esatto, e che ha vinto la Coppa UEFA. Allora il signor Moratti non trova meglio che mandarlo via. Io credo che, insomma, i tifosi interisti non possano stare tranquilli. Sicuramente, poi qui la Lara testimonia altri colori, insomma, d'accordo. E poi attenzione, concludo il discorso, poi parlate voi, perché, ecco, e poi c'è il Milan, cioè, ecco, il Milan adesso è in una condizione di grazia quasi come la Roma, perché la partita che ha vinto sabato è una partita veramente che ad Empoli ricorderanno per tutta la vita. Ecco, però qui vale il discorso che abbiamo fatto per la Roma: i giocatori li hanno loro, i fuoriclasse li hanno loro, quando li mettono in campo questi fanno vedere che sono dei fuoriclasse. Intendo parlare di Kakà. A proposito di Kakà, Antonio, c'è una buona notizia che arriva per i tifosi milanisti, perché Ricardo Gomes, che è il CT dell'Under 23 brasiliana, non ha convocato il centrocampista milanista per il torneo che si disputerà appunto in Sud America, un torneo di preparazione per le Olimpiadi. E Kakà avrebbe dovuto allontanarsi da Milanello per un mese. Ma scusami, è preparazione o è qualificazione alle Olimpiadi? No, l'agenzia diceva un torneo di preparazione preolimpico. Perché se solo preparazione ha fatto bene a non chiamarlo, è meglio per il Milan. Se fosse invece di qualificazione, questo va incarcerato. Sicuramente. Ritornando alla partita di ieri sera, ecco, a testimonianza di quello che diceva anche Gildo Fattori, le parole ovviamente di Fabio Capello, di Lorenzo Danna e anche di mister Del Neri. Ascoltiamo le interviste. No, quest'oggi devo dire la verità, ne ritrovarono... Questo era il pensiero di Gigi Del Neri. Mariano, un 3-0 pesante, diceva.
Effettivamente, per come si è sviluppata la gara, la differenza gol a fine risultato, a fine partita è eccessivamente penalizzante per il Chievo. Credo che del Chievo rispetto all'anno scorso comunque c'è da dire che quest'anno non riesce a rimontare, a riequilibrare le gare. Anche l'anno scorso prendeva gol, però in diverse occasioni riusciva a pareggiare e anche a vincere, comunque a recuperare, d'accordo, recuperare con la Roma non è facile. Come pure l'hai già sottolineato tu, va ricordato che ha perso esclusivamente con le grandi. Io credo comunque che il Chievo sarà ancora protagonista anche quest'anno. Ecco, qualcuno, Stefano, logicamente segui anche di riflesso, parliamo del campionato di Serie A, qualcuno dice il Chievo non ha più il gioco sulle fasce che aveva negli anni passati. Sicuramente i giocatori che sono passati a Chievo, che hanno fatto la fortuna del Chievo, adesso magari non ci sono più, e quindi credo che anche per Del Neri, per quanto sicuramente il Chievo abbia già fatto tanto in questi anni, però sicuramente la mancanza di quei giocatori che hanno fatto la sua fortuna chiaramente alla lunga si fa sentire, anche perché bisogna dire che il Chievo ha venduto parecchio in questi anni e quindi adesso si trova molto in difficoltà, anche perché tenere il ritmo degli squadroni che si trova ad affrontare credo che sia un po' difficile, anche se sicuramente bisogna fare un plauso a Campedelli, perché in questi anni è riuscito sicuramente a far divertire la gente a Verona, anche soprattutto in concomitanza con un po' il momento buio del Verona. Il Chievo ha preso il suo posto anche in Serie A e comunque, ripeto, credo che, come diceva anche Mariano, penso comunque che il Chievo possa sicuramente riprendersi e trovare sicuramente dei periodi migliori, anche perché fino adesso Del Neri ha dimostrato che riesce sempre a trovare la soluzione, anche se qualche giocatore non è attualmente al massimo della forma. Per esempio diciamo che un giocatore che poteva sicuramente essere importante è De Franceschi, che credo che per il momento sia, a parte i problemi fisici che ha avuto, credo che se riescono a recuperarlo possa sicuramente... Giovedì in Coppa Italia ha segnato un gol magistrale. Quindi credo che sia un giocatore sul quale Del Neri possa puntare sicuramente, per il problema delle fasce che si diceva prima. Ecco, voci che arrivano da Milano, sono soltanto voci che noi raccogliamo negli ambienti calcistici, parlano di un possibile ritorno di Luciano da gennaio al Chievo, e questo aiuterebbe non poco, Gildo, la causa del Chievo, no? Perché mi pare che gli allenatori che ha avuto fino adesso Luciano non è che lo vedano molto bene, insomma, lo fanno giocare pochissimo, compreso Zaccheroni, e potrebbe essere un ritorno importante. Però a proposito del gol di De Franceschi, è stato fatto, questo gol dimostra che anche a Chievo, anche a Verona, esistono i cucchiai e non solo le forchette. Gildo, tu sei uno che da anni, a proposito, adesso abbiamo tirato in ballo De Franceschi, ecco, è un prodotto del vivaio del calcio Padova, così come lo era Alessandro Del Piero. Bene, c'è gente che continua a dirmi, io non ero a Padova e non ero in Veneto in quegli anni, mi continua a dire De Franceschi era più forte di Del Piero. Doveva prendere lui la Juve, se non sbaglio. Sì, anche qui però c'è un po' come dire, di leggenda in tutto questo. Di fantacalcio. No, fantacalcio no, che De Franceschi fosse un grandissimo giovane, lo si vedeva, bastava vederlo giocare, però se parli, anche se ti capita di parlare con lui di questa cosa, non dico che si offende, ma quasi, insomma, cioè paragonarlo, no, era un'altra cosa. Del Piero era una cosa, De Franceschi è un grande giocatore, ma era un'altra cosa. Erano comunque due bravissimi, straordinari giocatori. Il problema è che De Franceschi si è fatto male molto prima di Del Piero, ha avuto lo stesso problema che ha avuto Del Piero, e lo ha avuto da ragazzo, insomma, ecco, poi è proseguito, insomma, ha avuto una serie di incidenti che secondo me gli hanno un po' bloccato quello che poteva essere una carriera straordinaria, per quanto insomma ci si possa lamentare. Non scordiamoci che ha vinto un campionato in Portogallo, cioè, voglio dire, con lo Sporting Lisbona. Con lo Sporting, esattamente, quindi cioè, non vai lì per caso, insomma, no? Se ti chiama una società di questo
di questo livello e poi riesce anche a vincere il campionato nazionale, vuol dire che qualcosa vale. Al primo tentativo, tra l'altro. Sì. Ecco. Bene, continuiamo ovviamente a parlare di calcio, archiviamo adesso la pagina dedicata al Chievo, sicuramente ci ritorneremo lunedì prossimo, anzi c'è un'altra dichiarazione di Sottil, vero? Domenica il Chievo è atteso a Reggio Calabria da una partita che non sarà sicuramente facile, a spiegarcelo sono le parole di Sottil, che è un difensore della Regina, che dice: dopo la sconfitta di Udine ho troppa voglia di vincere, la vittoria col Chievo non ci sfuggerà. Poi il Granillo, ragazzi, è un campo dove è difficile giocare. Io ci sono stato parecchie volte per lavoro, ma vi posso garantire che trema tutto, cioè, voglio dire, lì è veramente una cosa straordinaria. Ti ricorda un po' la Piani, Gil? Sì, ma questo ancora di più, Ancora cioè, di dire, più. la Piani era straordinario come si può definire architettonico, no? Da un punto di vista architettonico, nel senso che è fatto a catino con la gente proprio a ridosso del... Però tieni presente che c'è una bella differenza fra il carattere, l'esuberanza dei calabresi rispetto a quella dei padovani. Ecco, Non lo dire a me. perché noi ricordiamo tutto, sì, noi ricordiamo tutto quello che è bello di quelle cose lì, di quel periodo lì, però ci scordiamo che anche lì c'erano dei problemi. Se la squadra non girava erano dolori, insomma, erano fischi, guarda, io ricorderò finché vivo un episodio poi che ha a che vedere con Pippo Maniero. Tu pensa che qui a Padova siamo riusciti a mettere in discussione anche un attaccante come lui, e parlando con il papà e con la mamma di Pippo ho saputo che non venivano più allo stadio perché la gente insultava loro, cioè voglio dire, quando il ragazzo giocava male se la prendevano col papà e con la mamma, la mamma piangeva e il papà ha detto non la porto più, insomma. Guardate che questa non è una battuta, purtroppo è la verità. Gildo, cosa sarebbe successo ieri se No, Zanone non ci voglio pensare. avesse fatto quel gesto Non ci voglio alla pensare. Piani invece? Bene, però voglio dire- ma ne parleremo dopo. Sì, magari. ne parliamo, ma ti faccio una premessa: chi è causa del proprio male pianga se stesso. Sì. Cioè, ieri è capitata una cosa che, insomma, non dico che giustifichi poi determinati, però... Ne parleremo, perché adesso andiamo con ordine, è vero Lara? Sì, passiamo subito alla Serie B e precisamente vediamo insieme i gol delle Venete. È la domenica dei pareggi per le formazioni venete impegnate nel campionato di Serie B. Il Venezia al Penzo non va al di là di uno scialbo 0-0 contro un Napoli in ripresa, ma non certo apparso in giornata di grazia. Troppi gli errori sotto porta da entrambe le parti non hanno fatto decollare un match condizionato dal vento e dal gelido freddo che imperversa Laguna in questi giorni. Partita strana a Tempio Pausania per il Verona, bloccato sull'1-1 da un volenteroso Cagliari. Sarri di vantaggio al 20° grazie a una bella incursione di Esposito. Pareggio dei gialloblu al 28° della ripresa con Italiano, lesto a sfruttare una corta respinta della difesa cagliaritana. Incontro non esaltante nemmeno a Salerno, dove il Treviso di Buffoni spreca troppe favorevoli occasioni per schiodare la partita dallo 0-0. Di certo la concretezza offensiva non è una delle doti migliori dei biancoazzurri, ma tornare con un punto dalla Campania non è mai cosa da buttar via. Per concludere il festival dei senza gol, anche il Vicenza di mister Beppe Iachini conquista un punto d'oro sul difficile terreno del Pescara. Gli abruzzesi hanno avuto una grottissima occasione per sbloccare il risultato in avvio di ripresa. Rigone a terra Bellè in aria, per Castellani a rigore. Il tiraccio del non infallibile Cecchini viene respinto da Avramov e poi più nulla da segnalare sino al termine di un non certo brillante match per i biancorossi vicentini. Di Bolzano lui. Sì, siamo di nuovo in diretta, si discuteva ovviamente Bolzano degli Calcio. argomenti e di questi gol. C'è subito un SMS proprio per Gildo Fattori inerente alla Serie B. Eccolo appunto per Gildo Fattori. Il Venezia può essere la mina vagante della B? Ce lo chiede Dario Danoale. Guarda, io credo che il Venezia sia ancora un talento inespresso, se mi concedi questo, se mi passi questo termine, perché ha dei buoni giocatori, insomma, ha una situazione che non rispecchia la realtà, ha dei problemi purtroppo, ecco, lo sappiamo tutti, i problemi societari che non aiutano certo a far funzionare questa situazione, però io sono convinto che certamente, magari mina vagante nel senso di andare a insidiare le posizioni per la Serie A può anche essere un'impresa ardua, anche se quest'anno c'è un posto in più, cioè non scordiamolo mai, e quindi tutto è ancora possibile. Poi ripeto, io faccio il discorso che ho fatto per il Chievo prima, cioè Venezia ha un pubblico straordinario, insomma, ecco, c'è un pubblico che
che può aiutare moltissimo la squadra. Certo è un pubblico che si arrabbia, ma come tutti quando le cose non vanno bene, però sostanzialmente sono fedeli. Che abbiamo queste 4 squadre, cioè noi lunedì scorso avevamo proprio seduto lì Gildo, il direttore generale del Vicenza, Riccardo Sagramola. Sì. Vicenza, Venezia, Verona e Treviso, tutti quanti hanno qualche problema di assestamento a livello societario, e Stefano, che vive a Venezia, conosce anche bene questa realtà. Cioè, poi tutti si sforzano di dire no, non va ad influire sulla squadra, ma... No, beh, insomma, dipende, perché poi può anche essere che i giocatori temano un po', in fondo i giocatori vivono di questo, sono dei professionisti, e quindi se magari l'azienda va bene, se captano che c'è qualche cosa che non funziona e magari pensano di essere a rischio in determinate situazioni, può anche essere che influisca. Generalmente non è così, perché insomma una società la prima cosa che fa è quella di sistemare i giocatori, insomma, ecco, voglio dire, se prendiamo per ipotesi, io non faccio insinuazioni di nessun tipo, né voglio fare nomi di nessun genere perché non sono in grado, ma prendiamo come esempio, come ipotesi, se una società è in difficoltà economicamente e ha la possibilità di rientrare con dei soldi improvvisamente, la prima cosa che fa paga i giocatori. Sicuramente, perché sono quelli, capisce che sono quelli. È la massima espressione della società quando vanno in campo. Mariano, un tuo pensiero su queste 4 nostre squadre della Serie B? Ma io guardavo qua appunto la classifica e diciamo che soprattutto Verona e Vicenza sono in piena bagarre per non retrocedere. Vanno meglio Venezia e Treviso, che però tornando anche alla domanda che hai fatto prima, scontano i Venezia il fatto di aver rinnovato quasi l'intero organico, e il Treviso il fatto di essere una matricola. Per il Treviso mi pare sia già un buon risultato essere a metà classifica, viene prima della Fiorentina, viene prima del Genoa, viene prima del Bari, insomma, società del Napoli, della Triestina. Quindi io non direi che finora che era partito e nessuno gli credeva. Esatto, non direi che la posizione del Treviso e anche il calcio espresso finora dal Treviso e dal Venezia sia da considerare negativamente, e la classifica lo sta a dimostrare. Ecco, i dubbi vengono nel considerare la posizione del Verona e del Vicenza, che stentano a uscire dalla bagarre della retrocessione e alternano risultati positivi a risultati che magari lasciano qualche... Ma il risultato positivo è il pareggio, le vittorie non arrivano. Non riescono a spiccare il famoso volo, no? Ecco, mi dispiace che in questo gruppo di squadre stia per entrare anche la Triestina. Io confidavo che la Triestina riuscisse a ripetere la stagione entusiasmante dell'anno scorso, però anche la Triestina ha venduto parecchio, ha rinnovato l'organico. Insomma, chi sta bene in questa classifica, che si merita il posto che ha, e spero anche un po' di meno, è la Fiorentina. A proposito di Fiorentina, Gildo, c'è una notizia che coinvolge tra l'altro 2 allenatori veneti. Dopo la sconfitta pesante di ieri contro l'Ascoli 4-0, appunto, si vociferava già che la panchina di Cavasin potesse saltare. Invece da Firenze giunge la notizia che ci sarà un incontro martedì tra Cavasin e il proprietario della Fiorentina della Valle, ma tutto sommato la decisione di un probabile esonero sarà rinviata a gennaio. Ecco, pensate che Guidolin ha rinunciato quasi rinunciato alla panchina della Regina in Serie A, perché stava aspettando proprio l'evolversi di questa situazione a Firenze. Poi Gildo ci chiedeva un altro risultato, no? Perché a Napoli quest'oggi si giocava la finale della Coppa Italia femminile di basket. Sì, questa sera, da poco finita la partita, abbiamo il risultato. La partita, e tra l'altro la finale di basket, di Coppa Italia di basket femminile, era tutta veneta. Si trattava di un derby in campo la Rayer Venezia contro la Famila Schio. Ebbene, ha vinto la Famila Schio per 52-48. E noi andremo tutti meglio un po'. Sì, perché la Famila Schio... buon intenditore, poche parole, diciamo così, perché l'azionista di maggioranza del Calcio Padova, il signor Marcello Cestaro, già era contentissimo della vittoria di ieri. Lo sentiremo poi ovviamente immagino. nelle interviste. Io volevo chiedere a Mariano Schiavon, abbiamo parlato di Serie A, abbiamo parlato di Serie B, il livello qualitativo dei direttori di gara.
Ma te lo dirà. no, non è vero, Un suo non è giudizio, vero. so che è un giudizio quasi di parte, però No, non avendo è un ex vero, arbitro Mariano, ci è conosciamo. giusto, C'è sentire troppa- il suo parere. È chiaro che secondo me si sta insistendo troppo sul volere a tutti i costi arbitri in giovane età nelle massime categorie, in Serie B e in Serie A. E quindi forse non si fa fare un'adeguata preparazione, un'adeguata gavetta nelle categorie inferiori a chi deve appunto maturare, deve fare esperienza. Detto questo, occorre però anche riconoscere che sono arrivati alla massima serie dei giovani arbitri che si stanno imponendo e che stanno arbitrando bene e che non fanno rimpiangere quelli che sono andati in pensione, insomma, quelli che si sono fermati per limiti di età. Mi riferisco in particolare a Trefoloni, l'ultimo, quello che ha fatto una bellissima gara in Juventus Inter. Ma con lui poi i Rosetti, anche i Dondarini, seppur quest'anno ha avuto qualche infortunio. Certo, noi eravamo abituati a nomi come, non so, Colina, Braschi, Cesari, altri nomi come questi che ci sembravano senz'altro, probabilmente erano anche migliori di quelli che abbiamo adesso, però dobbiamo dare la possibilità a questi di maturare. Paparesta sarà senz'altro bravo quanto Braschi, quanto già lo sta dimostrando di essere bravo quanto Braschi, quanto Cesari, quanto Collina. Però anche da Paparesta Che è figlio d'arte, oltre Pieri, no? Sì, esatto. Ecco, altro giovane interessante, Pieri. Però anche Paparesta sbaglia, come ha sbagliato domenica, ieri, insomma. Sbagliare si può, sbagliare anche come ha sbagliato anche Collina, perché anche Collina ha fatto i suoi errori ieri a Udine, però degli errori di Collina non si parla, ma degli errori di De Santis certamente si parla. Ma sai Mariano, a volte in Italia è sempre facile criticare gli arbitri, no? Poi quando andiamo a vedere le famose partite internazionali ci rendiamo conto perché Collina sono anni che viene nominato miglior arbitro del mondo o i nostri arbitri fanno bella figura all'estero. E a proposito di questo c'è un'altra notizia battuta dalle agenzie che riguarda proprio gli arbitri internazionali. Sì, perché dopo l'approvazione della Federazione del Gioco Calcio all'interscambio di arbitri europei è arrivato anche il placet di Pierluigi Pairetto, che è il designatore degli arbitri, che è andato oltre appunto a dire che è d'accordo. Dice anche che dal prossimo anno saranno 4 gli arbitri internazionali che dirigeranno le partite in Italia. Sì, ma con che modalità, scusami? Cioè, questa la nota non lo riporta. Chi li sceglie e per quali partite? Perché non è mica semplice. Sì. Già dovremmo partire a gennaio con 2 arbitri, se non ho capito male. Pairetto dice 2 all'andata e 2 al ritorno, quindi adesso non so se già a gennaio ci saranno questi 2 oppure si parlerà del prossimo anno. In ogni caso Gildo, secondo me è un passo in avanti. Sì. Perché far arbitrare le nostre gare, ma non perché non creda nei nostri arbitri, no, perché c'è troppa dietrologia. Sì. Gaucci, quando arriverà un arbitro francese a fare, non so, la prossima sarà Perugia, ipotizziamo Perugia-Roma, arriverà un arbitro francese, non potrà più andare in televisione e dire se per caso gli capitasse nuovamente Bologna. Che la Juve l'ha comprato. Ecco, che la Juve l'ha comprato, o comunque che sono 14 gare che ci arbitra e su 14 gare ne abbiamo persi 2. No, ma perché sai perché io ho ancora un po' qualche perplessità, perché non so se avete notato, io ho un po' i capelli bianchi, insomma, no? Pochi. Sì, non è un vezzo, non è che me li dipingo di bianco. Che è un esperimento già fatto. Io ho visto anni il primo 60, esperimento, vero? perché qui c'è moltissima gente che non ricorda o non sa o non ricorda che qui un esperimento di questo genere è già stato fatto in Italia, con arbitri stranieri che venivano ad arbitrare, per lo più erano arbitri come dire o tedeschi o austriaci, eccetera. E però insomma l'esperimento è stato fatto e non è che sia stato poi Gildo, eravamo negli anni 50-60, sì, alla fine non c'erano le moviole, non c'erano le televisioni, ma questo è il punto. Il punto è che è nata la moviola adesso invece il calcio basta vedere anche il diverso trattamento che hanno gli arbitri in Champions League o nelle coppe europee, il metro di giudizio poi che ecco, anche sull'arbitrare, anche sul modo di comportarsi in campo, ma anche sul modo di valutarlo e di giudicarlo da parte
parte dei giornalisti e anche dei giocatori stessi. Sono più rispettosi nei confronti degli arbitri stranieri rispetto a quello che non riescono a fare la domenica con i nostri arbitri. Sicuramente. Io a questo punto vi devo interrompere perché è giunto il momento in cui noi diamo spazio ai nostri amici sponsor. Gildo, tu che sei un uomo navigato di queste cose, ovviamente sai che queste trasmissioni funzionano e ci sono grazie anche ai nostri, soprattutto grazie ai nostri amici sponsor, per cui cara Lara, è il tuo momento di ricordare i nostri Ti ringrazio sponsor, personalmente. Cosa sono in grado di offrire e soprattutto sono delle cose che vi possono interessare nella vita quotidiana di ogni giorno. Una domanda io. Sì. Questa bella cornice qui. Ecco, Si perfetto. può avere la ragazza o... Compresa, è compresa nel prezzo. Ringraziamo in modo particolare anche il ristorante e pizzeria da Pasqualino e Cinzia, specialità di pesce da gustare sulla statale Padova-Vicenza. Parlare di calcio perché la discussione si sta, diciamo, un po' surriscaldando dal punto di vista ovviamente dei discorsi. È il momento di andare a vedere quello che è successo ieri in un Euganeo davvero che stava tremando fino agli ultimi minuti, ma poi vediamo cosa è successo. Il servizio è di Giovanni Viafora. Questo gol di Andrea Maniero, quando la pesantezza e la ineluttabilità dello 0-0 contro la Torres, penultima della classe, stavano divenendo ormai insopportabili, ha salvato il Padova almeno da una nuova settimana infernale. Allo stesso modo però la marcatura dell'attaccante patavino non ha avuto certo la forza di incidere sul complessivo giudizio critico che i rimanenti 90 minuti hanno contribuito a formare in chi ieri ha seguito le gesta degli uomini di Ezio Glerian. Il Padova infatti è sembrata una squadra allo sbando, in chiara difficoltà psicologica e in uno stato di latente imbarazzo tattico. Due circostanze, meglio di ogni altra, risultano all'uopo emblematiche. Da una parte l'inconcepibile gesto di stizza del 36enne Zanon, che dopo aver provato e largamente sbagliato un tiro dei 35 metri si è rivolto ai paganti della tribuna con una trivialità di cui è meglio non riferire, come se un orchestrale dopo aver steccato sbeffeggiasse la platea che mormora. Dall'altra parte, paradossalmente, proprio il gol di Maniero, giunto da un cross dalla fascia di Zecchin, che quasi viene a sconfessare il credo tattico di Glerian e del suo gioco in sfondamento centrale. La sensazione è che la truppa biancoscudata, dopo il doppio sconfortante KO contro Arezzo prima e Cittadella poi, caracolli in uno stato confusionale nel quale il rientro del Deus ex machina, la grotteria, è atteso forse con troppe speranze. Maniero con il suo gol ha comunque sospeso ogni accenno di giudizio definitivo su questo Padova. Tuttavia anche ieri ai pochi infreddoliti supporter patavini non sono stati risparmiati i brividi supplementari, con una Torres vicinissima al gol in più di una circostanza. Dopo appena qualche secondo del primo tempo con De Angelis, con una serie di punizioni di Fadda nella ripresa e con il colpo di testa di Quaglia al 49esimo. Glerian chiede positività a stampa e tifoseria, ma siamo certi l'unico modo per far tornare il sorriso, più che alle parole e ai fischi, è sempre e solo lasciato al campo. Ecco, Gildo, questo era il commento di Giovanni che... Sì, mi sembra che Giovanni abbia un po' esagerato con la storia degli orchestrali, anche perché io ho fatto, come tu sai, il cantante per 18 anni, quindi, ho una certa esperienza anche di orchestrali. Però devo dire sì, come si fa a negare ciò che è successo? Secondo me va però ridimensionato, perché è stato un gesto, come dire, sì, insomma, dettato dalla situazione, dal nervosismo, dalla necessità che c'era assolutamente di vincere questa partita, perché il discorso che ho fatto prima sul Padova, sulla città di Padova, sul pubblico, e a maggior ragione è valido ancora oggi. Voi eravate lì, avete sentito, alle prime difficoltà, erano passati 10 minuti e si è cominciato a fischiare, cioè, voglio dire, allora, a parte i ragazzi, cioè, quelli della curva, che quelli però sono purtroppo troppo lontani, insomma, dal terreno, perché possono in qualche modo, però i giocatori in campo questa cosa la sentono e sanno chi li sostiene e chi non li sostiene. Io direi che sarebbe più importante cercare di unirci in questo momento, perché io rimango del parere di quasi tutti i critici d'Italia nel dire che questa, secondo me, è una delle migliori, se non la migliore squadra del girone A della Serie C. Le difficoltà sono nate in seguito a una evidente crisi di gol, nel senso che si va 5-6 volte davanti al portiere e non si riesce a segnare uno straccio di gol. Io vi posso dire una cosa e credo che nessuno mi possa smentire: questa squadra ha giocato finora 14 partite
io non l'ho mai vista in difficoltà tranne in una circostanza, i primi 25-30 minuti della partita di Rimini. Lì veramente il Padova era irriconoscibile e Rimini stava giostrando come voleva, ma è stato l'unico episodio, l'unica cosa. Per il resto il Padova le altre partite le ha sempre giocate, le ha sempre stradominate, non le ha vinte, ma le ragioni dal punto di vista del gioco non ha Vorrei demeritato. concludere il discorso su Zanon, ecco, perché abbiamo cominciato, mi sembra che, ripeto, a mio modo di vedere il giudizio sia un po' troppo severo. Zanon ha lasciato andare ad un gesto di stizza, un gesto per il quale ha chiesto scusa subito. Sì. Cioè, voi sapete, ma forse è meglio dirlo al pubblico, che il Padova è in silenzio stampa in questo momento, i giocatori hanno deciso di non parlare anche per restare più calmi, più tranquilli, ecco, più fuori dalla mischia. Lui ha rotto questo silenzio stampa, è venuto ieri in sala stampa e voi eravate lì. Ti blocco Gildo, scusami, perché sentiamo il... Cosa ha detto lui? Sì, forse è meglio. Ecco, l'azionista di maggioranza Marcello Cestaro, sì. E poi Zanon ai microfoni di Giovanni Viafora nella sala stampa dell'Euranio. Perfetto. Maniero ha salvato la panchina di Clarion? Ma diciamo che i ragazzi tutti, la Maniero ha fatto veramente una sua cambi che sono venuti, tutto poteva succedere. Sicuramente abbiamo sofferto troppo, io dico che è difficile fare una partita intera con tante azioni e non riuscire a concludere. È andata così, è andata bene, dai. Dobbiamo soltanto dire che siamo arrivati a una conclusione sofferta, però bisogna che ci rimettiamo un attimino a discutere su queste continue azioni anche per il futuro, perché se fino a ieri l'altro sono successe, mi sa che si ripeteranno ancora, quindi credo che bisognerà rimettersi a tavolino e cercare di anticipare quelli che sono questi risultati qua. Non è possibile arrivare all'ultimo momento a fare questo gol e rischiare di prendere uno anche all'ultimo momento dall'altra parte. Comunque dai, diciamo che è andata bene, abbiamo recuperato 3 punti, abbiamo fatto un balzo in avanti in classifica e adesso in settimana faremo un paio di incontri con allenatore e giocatori per vedere se andando a Pavia domenica andiamo con uno spirito un po' più caricato. Ecco, proprio a proposito di questo, dalla panchina dove ha seguito lei l'incontro, che squadra ha visto? Ma chiaramente in panchina certe cose si vedono meglio che da suono, ecco perché lo ci vado qualche volta. Effettivamente noi siamo partiti in campionato bene, abbiamo fatto delle ottime partite all'inizio e poi ci siamo fermati, non so cosa ci sia dentro di strano perché stiamo discutendo e non riusciamo a capirlo. Sicuramente abbiamo visto dei ragazzi contratti, i 15 giorni di break, nel senso i 15 giorni di pausa pensavo potessero dare un certo tipo di sprone, invece non è cambiato niente sostanzialmente, anzi erano più timorosi ancora oggi quando li ho visti entrare in campo di quando li ho visti l'ultima volta, perché dopo 15 giorni sembrava che fosse anzi che migliorato, non dico peggiorato la situazione, ma lì vedevo parecchio tesi. Poi abbiamo visto un sacco di azioni concluse, cioè non concluse, e alla fine è arrivato questo gol che ci ha rimesso un po' e adesso li ho visti sereni. Dire per forza dell'episodio che ha caratterizzato la tua partita in particolare, cosa è successo dopo quel tiro terminato altissimo e il tuo rientro verso la difesa? No, c'è stato qualche fischio e io mi sono rivolto verso i tifosi, ho fatto un brutto gesto e loro mi hanno punito in questa maniera, giustamente, perché certe cose non si devono fare, è giusto che sia stato così. Comunque mi scuso, ringrazio la curva anche perché mi ha sostenuto anche in questi momenti e mi scuso con gli altri tifosi per il gesto che ho fatto, ma è solo stato un attimo di nervosismo che non sono riuscito a controllarmi. Ascolti, il suo gesto forse è sintomatico di una situazione nella squadra di un certo livello di tensione e di nervosismo che forse dice qualcosa, è così oppure è un episodio quello che è capitato? No, è un episodio, è proprio una cosa che è stata istintiva, probabilmente perché abbiamo vissuto 2 settimane, vedevamo l'ora di arrivare a questa partita per riscattarci nella partita precedente, quindi un po' di nervosismo in più e mi è scattato questo, insomma. Il gol ha salvato
il Padova forse ha salvato anche la panchina di Glerian. Lei che lo conosce bene, come ha vissuto questa settimana e come ha vissuto poi la partita? Cosa avete detto negli spogliatoi in un momento dopo il primo tempo in cui la squadra soffriva abbastanza? No, a parte che non penso proprio che fosse in discussione la panchina del mister. Comunque il mister ci ha dato uno scossone, ci ha aiutati nel primo tempo e alla fine abbiamo avuto ragione, perché dopo quello che conta è far gol e vincere, che giochi bene, giochi male. Tante partite abbiamo giocato benissimo eppure non abbiamo portato a casa niente. Oggi abbiamo fatto una buona partita di carattere, volenterosa e abbiamo anche vinta. Ecco, questo sì, quello era il rigore su Muslinovic. Queste erano le dichiarazioni, era giusto sentirlo. Tra l'altro tra pochissimo sentiremo il capitano Porrini, che è l'unico che poteva parlare in sala stampa, sì, all'infuori perché... di Zanon, che sì. è venuto, ha chiesto... Zanon gli è stata concessa, l'ha chiesto lui, sia chiaro, sì, di venire in sala stampa. Io te lo dico che faccio l'addetto stampa al Padova, forse si è dimenticato di dirlo, quindi è un po' non c'è bisogno, Gildo, perché ormai è un po' il compito mio, insomma, quello di sì. È venuto spontaneamente, senza che nessuno lo spingesse a fare un gesto del genere, perché lui aveva capito di aver esagerato, insomma, un momentino aveva sbagliato. Però guarda, io ti posso dire, io vivo a stretto contatto di gomito con questi ragazzi. Questo, se tu lo vedi da vicino, l'hai visto, è impressionante, è un gigante, però è di una bontà unica. È un gigante buono. Veramente, è di una bontà unica, è quasi impressionante, insomma, no? Come, ecco. E quindi una cosa di questo genere si giustifica solo, poi naturalmente lui difende giustamente i suoi interessi, nel senso che quando dice che la partita è stata una bella partita, una buona partita, è probabile che lui con la sua coscienza sia a posto ed è convinto di aver fatto una buona partita. Io dico, è stata forse la partita meno bella, ecco, diciamo così, da quando il Padova ha iniziato il campionato, ma è stata anche quella che ha vinto. Quella che ha vinto. E come diceva giustamente Mariano mentre ascoltavamo le interviste, questo può essere un sintomo, cioè il sintomo che se riesce a vincere una partita come quella di ieri, adesso le cose devono cambiare. Sì, dovrebbero, ecco, allora andiamo a sentire anche il pensiero di Porrini e anche quello di mister Glerian. Sergio Porrini, oggi era importante vincere. Sì, oggi era fondamentale il risultato, non contava il gioco, non contava il bel gioco, contava solo il risultato finale ed è venuto nel modo più inaspettato, perché è venuto alla fine con un bel gol di Maniero e quindi siamo contenti per il risultato. Poi insomma ultimamente avevamo dimostrato di aver fatto sicuramente dei progressi dal punto di vista del gioco, e però avevamo perso delle partite soprattutto nei minuti finali. Oggi non contava assolutamente niente, contava solo vincere, quindi fare un passo avanti in classifica. Adesso siamo nella zona playoff e questa è la cosa importante. Senti, questo gesto dei tuoi compagni di non voler parlare, di non voler rilasciare interviste, è un modo per chiudersi e trovare un po' di tranquillità, o comincia a diventare un qualcosa di antipatico anche nei confronti dei colleghi giornalisti? No, è semplicemente per trovare della tranquillità, perché dopo la sconfitta col Cittadella sono state magari male interpretate delle parole o delle interviste rilasciate da alcuni miei compagni, e quindi in questo momento non abbiamo sicuramente bisogno di polemiche o che la tensione nello spogliatoio aumenti o che ci siano insomma degli articoli che vadano un pochino, che ci remano un po' contro, e quindi abbiamo preferito star tranquilli e continueremo su questa linea finché non avremo trovato magari una continuità anche nei risultati, perché sennò dopo la gente è anche un po' stufa di sentir dire che siamo sfortunati, che giochiamo bene eccetera, e allora preferiamo magari dire poche parole e cercare di fare più fatti in campo. Il nervosismo che c'era, la tensione che si avvertiva in questa squadra, tutta nel gesto di Zanon, da condannare comunque? Sì, un gesto senz'altro non positivo. La cosa importante è che sono venute le scuse da parte di Davide nei confronti dei tifosi, però sicuramente quello che noi abbiamo bisogno in questo momento è l'apporto dei tifosi. Quelli della curva sono stati grandi ed encomiabili, perché ci hanno incitato sin dal primo secondo all'ultimo e ci sono stati vicini e alla fine li abbiamo ripagati con la vittoria. Sicuramente l'atteggiamento dei tifosi della gradinata non è positivo, perché a ogni passaggio anche all'indietro, ogni tentativo di cercare di fare qualcosa, insomma venivamo un pochettino fischiati, c'era un po' di malumore. Noi non abbiamo bisogno di quello, noi abbiamo bisogno di tifosi che ci stiano in questo momento vicini. Poi dopo
alla fine, come ha fatto a Cittadella, che ci critichino, che ci contestino nel modo civile, va bene, però in campo che ci cerchino di dare l'apporto. Questo gol di Maniero alla fine le ha fatto tirare un sospiro di sollievo, la partita era stata difficile, c'era stata contestazione, l'episodio di Zanon, alla fine questo gol cambia un po' la faccia e cambia un po' l'atteggiamento per la prossima partita. Certo, sì, ma mi auguro che poi alla fine tutte quante queste cose facciano riflettere i tifosi, facciano riflettere anche la squadra, tutti quanti, perché poi alla fine qui c'è di mezzo il Padova e tutti quanti stiamo lavorando per fare in modo che questo Padova risalga. La colpa non è di questi giocatori, se Padova è in Serie C non è colpa sicuramente dei tifosi, ma degli eventi che hanno portato il Padova a vivere questa categoria, e per venire fuori c'è bisogno dell'aiuto di tutti quanti, tifosi, stampa, giocatori, società, tecnici, tutti quanti. Ecco, a proposito di società, oggi ha vissuto la partita a fianco del direttore Cestaro, ha temuto qualcosa, sentiva che la situazione... Lui è il nostro portafortuna, è uno che poi in panchina è sempre molto divertente, anche se vogliamo, perché è uno che drammatizza, e con lui in panchina abbiamo sempre vinto, perciò è bene che lui ci segua e venga con noi. E allora abbiamo ampiamente parlato di questa partita, soprattutto stigmatizzato anche il gesto di Zanon. Mancano pochissimi minuti al termine della nostra trasmissione, dobbiamo anche parlare di questa sconfitta di misura del Cittadella sul campo dell'Umezzane. L'ex patavino Sinigaglia, autore del gol, però diciamo che è stato un Cittadella che è uscito dal campo davvero a testa alta. Stefano. Sì, sicuramente pensavo appunto che è stato l'opposto di quello che è successo a Padova. Cittadella ha fatto una buonissima prestazione, però è venuto a casa con un pugno di mosche, e nonostante si possa capire che in casa dell'Umezzane, seconda in classifica, ci poteva stare, però credo che i ragazzi di Maran hanno dato dimostrazione che sicuramente fino adesso la classifica non è veritiera su quello che hanno fatto vedere fino adesso. Credo che questo lo abbiano visto un po' tutti quelli che hanno avuto occasione di vedere il Cittadella. Ecco, c'è una notizia che riguarda proprio il Cittadella, vero? Sì, perché... che arriva dall'ufficio stampa, tra l'altro, della società Granata. E ci dice che Francesco Ruopolo, l'attaccante che è in forza al Cittadella, è stato convocato per la prossima partita che disputerà la nazionale Under 20, cioè Italia-Germania, appunto dal CT Francesco Rocche. Penso sia una notizia che feliciti i supporter e i dirigenti. Una notizia che riguarda un giovane del Cittadella che si può collegare ad un sms. Ad un sms arrivato è Manuel da Mestrino che chiede appunto a Stefano Albertin: c'è qualche talento giovane che può arrivare in Serie A del Cittadella? Oddio, in effetti era proprio questo un po' quello che si voleva dire, parlando del settore giovanile, che ci sono già... c'è già qualche ragazzo dell'88 e l'89 che è sotto esame per arrivare alle prime convocazioni con le rappresentative nazionali. Credo che questo sia il lavoro che il Cittadella ha fatto in questi anni, è responsabile soprattutto del settore giovanile che da molti anni è Nuccio Bresolin, il quale sta lavorando, e credo che i risultati siano già visti, perché sappiamo benissimo che già in prima squadra ci sono dei prodotti del vivaio come Carteri, come lo stesso Damien, che è il giocatore che ha esordito da poco, che è ormai da 4 anni in Cittadella, quindi credo che anche se lui è di nazionalità del Benin, dell'Africa, però praticamente è molti anni che è qua. Poi non dimentichiamo l'infortunato Riberto, anche lui in prodotto del vivaio, e poi ce ne sono diversi altri che sono nell'orbita anche appunto per poter... Carteri addirittura sembrava che ci fosse il Chievo, credo che ci sia ancora, che lo sia. Comunque ecco, credo che ci siano sicuramente le possibilità perché qualcuno arrivi al calcio nella massima serie. Benissimo, noi siamo in chiusura perché davvero il tempo è tiranno, ma Gildo Fattori, Mariano Schiavon e anche Stefano Albertin, è una promessa che chiedo un po' a tutti i nostri ospiti di tornare magari più avanti, perché sicuramente parlare di calcio con voi è stato molto esauriente. Posso soprattutto mandare un saluto? Prego. No, volevo mandare un saluto in bocca al lupo al Verona, perché io ho tanti amici a Verona e sinceramente mi dispiace vedere la squadra in questa situazione. Sono certo e confido che riescano a tirarsene fuori alla grande. Grazie a Gildo Fattori, grazie a Mariano Schiavon. Volevi salutare qualche arbitro in particolare, Mariano? No, in bocca al lupo agli arbitri. In bocca al lupo agli Saluta arbitri. Mirocchi, è un bel arbitro.
Rocchi è un ottimo grande arbitro. arbitro, infatti è arrivato già in Serie B. Ma certamente, ma io ti dico, nonostante Padova Albino Leffe, e sarà uno dei prossimi debuttanti in Serie A. mi devo interrompere perché... No, ma è vero, Rocchi è un arbitro che sbaglia 2 volte all'anno, ha sbagliato 2 volte contro di noi. No, Padova Albino Leffe non l'ha sbagliato. Grazie. Velocissimamente in chiusura, volevo ricordare che mercoledì alle 14:30 a Villa del Conte, ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera, Cittadella Inter. Grazie Stefano, grazie Lara, grazie a Giovanni, grazie a tutti i tecnici, alla regia. Ovviamente noi saremo qui lunedì prossimo con altri ospiti per parlare ovviamente di calcio e non solo di calcio, su Televeneto e Televerona, lunedì Sport. Arrivederci, la più cordiale buonanotte da Antonio Palopolo, replica domani mattina alle 8:15. Butta la pasta. Lunedì Sport.